Si svolgeranno a Palma di Montechiaro le giornate mariane e culturali di solidarietà per la pace in Siria, dal 30 aprile fino al 2 maggio, con un vasto programma. Il 30 aprile alle 18:30 ci sarà l'accoglienza di Sua Eccellenza Hussam Eddin Alaa, ambasciatore della Repubblica Araba Siriana presso l'ONU in Ginevra e accreditato presso la Santa Sede. Giorno 1 maggio alle 18:30 la donazione del quadro della Madonna del Pozzo. Quindi il 2 maggio alle 17 la conferenza Una solidarietà per la Siria presso l'aula consiliare del comune di Palma di Montechiaro. Sentiamo in merito il sindaco Stefano Castellino. Quale sarà il programma? Insomma, noi avremo il 30, se lo vogliamo anticipare, e poi il 30 avremo il Consiglio Comunale convocato in seduta solenne, nella quale l'ambasciatore incontrerà il Consiglio e la Giunta. E poi il 2 maggio ci sarà questa conferenza sempre in aula consiliare, la solidarietà per la Siria, e lì poi ci sarà il dono di un quadro della Madonna del Pozzo, che verrà donata alla nostra città dal dottor Vito Grittani e verrà deposta nella chiesa di Sant'Angelo, che è una bellissima chiesa che abbiamo qua vicino. Questa sicuramente è una notizia importante. Sì. Ecco, come mai avete pensato a questo? Perché in un momento in cui la Siria viene bombardata, sì. farlo a Palma, da cosa è scaturita l'idea, Sindaco? Ne parlavo in questi giorni proprio con l'assessore e vedendo su internet alcune immagini terribili che ci sono in Siria, c'era un utente che commentava in questo modo e io e l'assessore di Rinollo ne abbiamo condiviso il senso. Quando i ricchi si fanno la guerra, i poveri muoiono. Ed è lì poi, perché al di là della bontà delle posizioni di Trump, Putin e quant'altro, che poi sappiamo come è andata a finire in Libia, come è andata a finire in Tunisia, in Marocco, la realtà è che quei popoli non sono più lasciati liberi di autodeterminarsi. E quindi per ragioni prettamente economiche, tipo il petrolio, alla fine si massacra un popolo. E vedere quei bambini morti per i gas, per le bombe, per le armi chimiche, o vedere le città bombardate con i bambini che piangono, con il fratellino morto accanto, ti fa rendere conto di quanto grave sia quello che sta accadendo. E noi non vogliamo entrare in una polemica internazionale che non ci appartiene chiaramente, ma da città, da periferia d'Europa, perché quello siamo. Auspichiamo di essere diversi, ma oggi siamo periferia d'Europa. Da periferia d'Europa ci uniamo alla periferia del mondo e insieme cerchiamo di dare una mano a quei bambini. Infatti non ci sarà una raccolta fondi di natura economica, ma verranno raccolti medicinali da mandare in Siria per aiutare questi bambini.